Hai sempre detto di amare gli animali, vero? Ma lo sai che cosa mangi? Pensi di essere coerente? Ne sei sicura? Vuoi andare avanti così o forse è il momento di prendere una decisione? Da domani si cambia. Primo passo: eliminare tutti gli alimenti di origine animale. In fondo dovrebbe essere semplice, ma Non sono mica pochi. allora che cosa mangia un vegano? Bisogna informarsi bene. Ma non è proprio così semplice. Del veganesimo si dice tutto e il contrario di tutto. Le informazioni sono davvero tantissime. Ci sono ricette, testimonianze di vegani convinti, informazioni mediche, questioni etiche e psicologiche. Di tutto e di più. E leggendo scopriamo che dobbiamo fare tante rinunce. E a fine giornata Allora, stasera si va di pasta al pomodoro, così sono sicura. Certo, però non è che posso andare avanti così per sempre. Le soluzioni ci sono. cereali, legumi e poi tanta verdura e frutta per non farci mancare nulla. E se ci mancano idee, beh, per una neofita come me questo è il posto giusto. È la fiera vegana di Zurigo e di gente ce n'è un sacco. Benvenuti nel mondo meraviglioso del cibo vegano. Dove ci sono davvero tantissimi prodotti. Per tutti i gusti. Tutti sono molto disponibili e invitano ad assaggiare tante buone cose. Alcune non sai bene cosa siano. Mentre altre ricordano cibi di un altro mondo. Dépliant e libri abbondano. La vita dei vegani sembra davvero interessante. In italiano l'avete fatto. Good. Cominciamo ad avere tante cose e allora... Ah. Ci sono cibi sorprendenti e si comincia anche a socializzare. Le salsette sono una soluzione. Carpaccio aromatico di Mopur. Molti di questi prodotti hanno nomi che ricordano la carne. E per i nostalgici del formaggio? Gli ho chiesto perché per me non è proprio facilissimo essere vegana, perché mi manca tantissimo il formaggio e loro mi dicono che ci sono delle alternative. Certo, se si vuole, si può fare. A che prezzo però? I prezzi non sono bassi. È riso, Già, eccolo il cambiamento più immediato della scelta vegana. Quello nel portamonete. La spesa vegana ci costa quasi il doppio della spesa onnivora. Prendete il formaggio. Per quello vegano dobbiamo spendere parecchio di più. E per lo yogurt? Anche. E che ne è del confronto fra arrosto di maiale e il suo sostituto a base di frumento? Per uno 18 franchi al chilo. Per l'altro 40. Insomma, essere vegani sembra incidere non poco sul budget familiare. Passano i giorni. In ufficio i colleghi cominciano a fare domande.
Ma sei dimagrita? Ma lo fai sul serio? Ma sei pallida, sei sicura di star bene? Ma perché lo fai? Ma mangia abbastanza, Chiara. Guarda che devi lavorare, Ma effettivamente mi farà poi bene questo cambiamento. In fondo io il formaggio e la carne li ho sempre mangiati. E allora, analisi del sangue alla mano, eccoci a consultare uno specialista. A che cosa bisogna stare attenti quando non si assumono più né carne, né uova, né latticini? La vitamina più importante in questo ambito è la vitamina B12, che da lei è perfettamente normale. È una vitamina che noi possiamo avere solo dai prodotti di origine animale. È interessante sapere che se anche ricontrollassimo questa stessa vitamina dopo 6 mesi o addirittura dopo un anno di alimentazione vegana stretta, potremmo avere un valore ancora perfettamente normale. Ma questo non vuol dire che l'alimentazione vegana porta sufficiente vitamina B12, ma vuol dire che abbiamo delle scorte di vitamina B12 che di regola durano appunto un anno e mezzo. Ok. E quindi prima o poi potrei avere problemi dopo. praticamente di sicuro. Capito? I vegani non assumono vitamina B12 da nessun alimento. E questa mancanza può avere conseguenze molto serie. Il deficit di vitamina B12 può portare a problemi anche piuttosto gravi a livello del sangue, per esempio, può creare anemie piuttosto importanti e anche disturbi neurologici, disturbi dei nervi, sensibilità profonda, quindi problematiche serie. E allora bisogna assumere degli integratori Proprio così, elimini la carne e prendi la pasticca. e vanno anche compensate altre mancanze, come quella del calcio contenuto nel formaggio. Ci sono per esempio delle acque minerali che sono più ricche di calcio, ci sono delle verdure che sono un pochino più ricche di calcio. Abbiamo dei prodotti che hanno più calcio di altri. Normalmente questo però non è sufficiente arrivare proprio alla... Cioè, insomma, bisognerebbe mangiare un sacco di questi alimenti per compensare il calcio che viene a mancare, per esempio. Parlo del formaggio, il parmigiano, il grana, insomma. Che mi chiaramente sono molto ricchi di calcio quegli alimenti, quindi togliendo quelli chiaramente bisogna trovare altre fonti meno concentrate. Sì. Per dare un'idea, ecco un piccolo paragone. Per assumere il calcio che c'è in 100 grammi di parmigiano dovremmo mangiare 400 grammi di mandorle, oppure non uno, ma tanti fichi secchi. oppure ancora, 1,5 chili di spinaci. insomma, un compito non facile. Una cosa incoraggiante il dottor Ossola la dice e riguarda il colesterolo, che nel nostro caso è un po' alto. L'alimentazione vegana può portare dei benefici al colesterolo cattivo, naturalmente dipende anche dal tipo di alimentazione vegana che viene fatta. La riduzione dei grassi saturi animali potrebbe avere un beneficio, però questo è spesso combinato anche col cambiamento di stile di vita in generale che va spesso a cote di un'alimentazione vegana. Dovrei anche andare a correre, insomma. Non sarebbe male, sì. Senza carne e formaggio, il colesterolo potrebbe scendere. Potrebbe. Ho comprato questo sostituto del formaggio. Io non so, forse non sarò abituata, però faccio un po' fatica a digerirlo. Ma tutti questi prodotti che tanto dovrebbero aiutare nel percorso vegano, che cosa contengono esattamente? Sono delle alternative valide al latte e alla carne? Noi ne abbiamo parlato con la nostra dietista di fiducia, Laura Vaccarino, invitata ad un picnic un po' particolare. Dove c'è anche questa bevanda istantanea di soia. I primi ingredienti sono zucchero, quindi destrosio, glucosio, poi c'è del grasso di cocco idrogenato. E la soia dov'è? Al quarto posto andiamo a trovare la soia, che rappresenta circa il 5%. Dunque, bevanda di soia con zuccheri come primi ingredienti. Esatto. E già qui una dietista... Diciamo che si alzano le antenne e si comincia veramente a chiedersi se vale la pena di proporre una bevanda del genere o se magari c'è una bevanda simile, però appunto non così ricca in zuccheri.
menù del nostro picnic c'è anche il finto formaggio, che dovrebbe fornirci calcio e proteine. Io leggendo la lista degli ingredienti non vedo nessun ingrediente che mi porta del calcio, quindi ecco, questo tipo di formaggio mi porta semplicemente dei grassi. Ecco, una cosa che mi salta adesso anche all'occhio è che non ha neanche delle proteine. Qui cosa sono? Grassi. Da vegano profano, se vedo una cosa del genere dico, vabbè, per sostituire le proteine del mio formaggio, voilà, è soluzione. Quello che ho fatto. Sì, è quello che ho fatto. Dunque ho sbagliato. Esatto. Insomma, tutto il mondo è paese anche per i prodotti industriali vegani. Dove naturalmente troviamo anche degli additivi. E ce n'è uno a cui i vegani devono prestare particolare attenzione. Ad esempio, in questa margarina vedo questo emulsionante E471. Esatto, sono degli acidi grassi, sono degli additivi che vengono aggiunti ai prodotti e hanno appunto questa funzione di emulsificante. Il problema è che sono degli acidi grassi e non ho detto acidi grassi animali o acidi grassi vegetali, quindi non so. Ho capito bene. In questo prodotto vegano potrebbe esserci, un acido grasso non vegetale ma animale? Potrebbe, diciamo che quello che mi fa pensare che sia veramente vegano è che c'è un logo. Eh sì, questi prodotti sono caratterizzati da loghi e certificazioni di ogni tipo. Ma saranno una garanzia? E chi li controlla? Insomma, io di domande ne ho ancora parecchie. In cucina poi devo imparare ancora tante cose. E c'è una cosa che non ho ancora osato fare. Non sono ancora andata al ristorante.